Un mese e mezzo dopo la sciagura del molinetto della Croda, Refrontolo aspetta ancora che il Consiglio dei Ministri dichiari lo stato di emergenza, una condizione giuridica fondamentale per assicurare lo svolgimento degli interventi straordinari di contrasto al dissesto idrogeologico. E su questa mancanza ora si allunga anche l'ombra del giallo, quello di un presunto confronto su fondi e lavori che il governo annuncia e la Regione smentisce. So che Zaia ha visto il Ministro 2 o 3 giorni fa, che hanno parlato delle priorità. No, assolutamente no, questo non è vero. Il Ministro io l'ho visto e sentito l'ultima volta il giorno dei funerali. Il botta e risposta a distanza fra la sottosegretaria Barbara Degani e il governatore Luca Zaia apre dunque uno scontro istituzionale sulla ricostruzione. La rappresentante del Ministero dell'Ambiente è tornata nel paese del disastro per consegnare ai bambini della scuola primaria il diario a fumetti realizzato dall'azienda dei rifiuti Savno sull'educazione alla raccolta differenziata. Un segno di vicinanza ad una comunità locale e a famiglie duramente colpite. Ma fra Roma e Venezia è duello su competenze e responsabilità. Il Comune si rivolge alla Regione e la Regione fa quella che è la somma di quelle che sono le istanze e le priorità all'interno del suo territorio. Solo la Regione può conoscere quelle che sono le priorità, non può certo conoscerle Roma. Abbiamo presentato un bel progetto che sono 2 miliardi di euro per messa a norma di tutto il Veneto. Refrontolo è ormai diventato il luogo simbolo del dissesto idrogeologico e direi che il governo potrebbe dare un bel segnale stanziando un po' di risorse. La priorità sarebbe anche già stata individuata. I ponti e tutta la protezione degli erza che ancora non abbiamo e quindi nella via Molinetto noi abbiamo 2 sensi unici. Ma al momento gli unici lavori in corso sono quelli definiti dal Genio Civile di somma urgenza. Per tutti gli altri invece l'attesa continua.